Buonasera, buonasera, Veneti Schiacciati, che puntata straordinaria. I vostri assegni, quelli che hanno aiutato i bambini e i nostri anziani, questa sera, vedremo tra poco, seguiteci. Ciao grande famiglia, 2 gennaio 2019, mercoledì, banco aperto e oggi facciamo l'assegno, ma è una sorpresa anche oggi e vedrete a chi. Ciao Alessandra, cara. Buongiorno. Ciao carissima. Allora Alessandra è la mamma dei 3 gemellini che il 1° febbraio compiranno quanti anni? Un anno. Un anno, è già passato un anno. Sì. Mi sembra l'altro giorno che arrivavi con il pancione, Sì. E dicevi sono 3 maschietti, sono 3 maschietti. Cosa si provava? Allora, torniamo indietro Alessandra, quando ti hanno detto che erano 3 maschietti? Una gioia immensa. Per un pensiero ho pensato come farò con 3 da sola e poi le forze sono venute. Come si chiama? Alberto, Marino e Giulio. Alberto, Marino e Giulio. Questa mamma però era un po' in difficoltà e allora il Banco Solidale ha cercato di aiutarla e oggi c'è una sorpresa Alessandra. La grande famiglia di Rete Veneta ha deciso di darti questo. Allora, prima questo pacco per i gemellini. Per i bambini. Questo arriva da Zenson di Piave, in particolare da Rita, Sì. che ti saluta tanto, e dentro ci sono tutte cose per i tuoi bambini. In più la grande famiglia di Rete Veneta hanno deciso di aiutare i 3 bimbi, perché dovranno andare all'asilo, i soldi non bastano mai, allora questo è l'assegno, Alessandra, della grande famiglia. Io posso solo dire grazie. Mi sento quasi indegna per tutto l'aiuto che mi avete prestato. Tu non devi sentirti indegna, anzi sei stata una bravissima mamma che hai saputo affrontare anche il Banco Solidale nel momento che avevi bisogno, Sì. Hai guardato i tuoi figli, i tuoi bimbi, Sì. Hai detto Mirella io ho bisogno di cose per i miei bambini perché sono 3 non ce la faccio e noi abbiamo cercato di aiutare, ma a distanza di un anno. Cosa si prova? Ritornare sempre al banco, vedere crescere i bambini e vedere questa grande famiglia che vedi che ti abbraccia in continuazione. Beh, un senso di gratitudine e un senso di poter dire un domani voglio almeno dare un qualcosa anch'io a chi mi ha aiutato. Un senso comunque di gratitudine. Io ho letto la Per tua sempre. lettera che mi hai scritto e mi sono commossa, non riuscivo ad andare avanti quella mattina perché delle volte toccate proprio la Mirella nel profondo, nel senso che tu hai fatto capire quanto importante è stato il Banco Solidale Sì, per te. questo sì. Sì, perché mi sono ritrovata un attimo in difficoltà e quindi ho dovuto chiedere aiuto. Quindi non c'entra niente l'orgoglio, quando ci sono dei bambini purtroppo bisogna anche avere l'aiuto, cioè il coraggio di chiedere aiuto. Allora saluta la grande famiglia di Rete Veneta e fai Grazie. gli auguri. Cosa vuoi a questa famiglia 2019? Cosa dovrebbe portare a questa grande famiglia? Tutto quello di cui ciascuno ha bisogno, dalla salute al lavoro, pace in famiglia, all'armonia. Ognuno di voi sa quello di cui ha bisogno e io lo posso solo augurare. Allora anch'io vi dico grazie, grazie, grazie perché anche questa settimana abbiamo fatto una buona azione, aiutiamo Alessandra e i suoi 3 bellissimi gemellini. Ciao, anche quest'anno devo dirvi prossimo assegno. Ciao grande famiglia, oggi siamo a Marghera e stiamo per incontrare una persona che voi avete già conosciuta, che era venuta da noi a chiedere aiuto. Ha una casa, è stata data a lui una casa e noi siamo venuti ad aiutarlo. Andiamo a vedere. Eccolo qua, ciao, ciao Massimo, ciao, ciao, tutto bene? Sì, Sei contento? Allora finalmente è arrivata la casa? certo, era finalmente un po' di tranquillità adesso. Un po' Cosa vuol dire avere un tetto? Perché tu non avevi un tetto, dormivi su un camping? Esatto, un camping pagato da me, perché avevo toccato a pagare a me adesso, che il comune purtroppo non aveva più soldi per pagare.
E purtroppo adesso, meno male che è venuta una buona notizia. Allora, oltre a questa buona notizia, adesso ti faccio vedere che buona notizia c'è. Sorpresona. E come vedi è arrivato il frigorifero e anche la lavatrice, guarda, e anche la borsa della spesa. Sei contento? Vedi cosa vuol dire avere la grande famiglia che ti protegge? Ecco, siamo entrati in casa di Massimo. Dalle scale ho preso paura, però all'interno devo dire la verità che si presenta abbastanza bene. Queste sono case che vengono assegnate alle persone come Massimo che appunto sono in forte difficoltà. Mancano i lampadari, adesso lui deve fare gli allacciamenti, penso, giusto? Allora, questa è la borsa che ti abbiamo portato, lo scatolone, così per un pezzo sei a posto. Allora, questo è l'assegno massimo della grande famiglia di Rete Veneta, perché oltre alla casa adesso bisogna fare gli allacciamenti, Sì. hai delle spese da sostenere, questo assegno verrà monitorato, tutti gli scontrini che spenderai dovranno essere portati alla signora Silvana Tosi, che fino adesso ti ha aiutato, Certo. perciò sarà monitorato tutto quanto, in attesa che tu ti metta a posto anche con l'appartamento. Esatto. Cosa vuoi dire? No, io vorrei ringraziare intanto Rete Veneta. Rete Veneta che mi ha fatto questo assegno e speriamo che quest'anno vada meglio per tutto questo che devo fare. Ripetiamo, tu eri senza lavoro, senza casa, senza niente, dormivi su un camping, grazie anche perché bisogna dirlo a Silvana Tosi Sì, che ti ha aiutato esatto. in un periodo difficile, finalmente è arrivata la casa. Certo, e anche devo aprire tutte le utenze e più anche devo comprarmi altre roba perché mi serve altri mobili, i lampadari, le aperture e anche un sostegno che mi hanno dato tutta la gente. E allora questi appunti. La Silvana Tosi tanto la ringrazio, Sì, moltissimo, se non c'era Ti sei lei, dato tanto da fare. no, se non c'era lei ero per la vero, strada, è vero. veramente. È l'unica che mi ha dato veramente una mano, è stata sempre in compagnia con me e mi ha assistito al 100%. Ecco, bisogna dirlo perché Certo, quello che è di certo. Cesare è giusto Certo, dare i certo. premi anche a chi se li Certo, merita. certo. Allora mi raccomando Massimo, Sì. io verrò a controllare, devi fare le Senz'altro. pulizie, deve essere tenuto bene Certo. e adesso vediamo che se riusciamo a trovare anche qualche lavoretto, qualcosa. Magari. Grazie alla Silvana Magari. che si darà da fare. Io vi ringrazio tantissimo, grande famiglia, avete visto che anche questa settimana i vostri soldi sono andati, speriamo a buon fine, per aiutare Massimo a rimettersi in piedi. Ce la farà, noi ci proviamo, sta a lui la buona volontà. Ciao, grazie, al prossimo assegno. Ciao grande famiglia, oggi siamo nella prima periferia di Treviso e siamo a casa di Michela. Michela è una giovane donna, una mamma, ha una bambina di 7 anni con dei grossi problemi. Michela ha bisogno di essere aiutata perché non ce la fa, i problemi sono tanti, le spese sono tante. Cosa vuoi dire Michela? Io ho problemi economici forti e sono disoccupata perché la bambina ha anche un problema e quindi non posso impegnarmi totalmente nel lavoro come tutte le persone, come facevo una volta. Quindi lei va seguita 24 ore al giorno. Poi in altre 2 ragazze che sono più grandi vanno a scuola, le spese sono sempre tante e non si riesce più di tanto ad andare avanti, quindi i problemi sono tanti, le spese sono tante. Quanto ti ha aiutato e ti aiuta il Banco Solidale? Perché tu vieni
sei sempre molto discreta, non chiedi mai niente. Delle volte siamo noi volontari che ci avviciniamo e ti chiediamo: Michela, hai bisogno di qualcosa in più? Perché ecco, è proprio la tua riservatezza. Sì, è vero, sono riservata, un po' mi vergogno perché sono una persona che non vorrebbe chiedere mai. Vorrei fare tutto da sola, ma mi rendo conto che non ce la faccio. Quindi il Banco Solidale mi ha aiutato tantissimo, a me e alla mia famiglia, con la spesa e non solo col cibo, perché ci sono anche tante cose da vestire che ho potuto trovare per la casa. Quindi mi sta aiutando tanto a me e le mie ragazze. Ascolta Michela, tu hai questo problema con questa bambina, giustamente dici io devo seguirla 24 ore su 24, non può essere lasciata sola, ma ti sei rivolta ai servizi sociali, ai comuni, all'assessore, al sindaco. Le risposte quali sono, Michela, per una situazione come la tua, che è una situazione importante? Mi sono rivolta sì, all'assistente sociale e più di tanto aiuti per la bimba adesso non ne vedo. Lei è seguita a Treviso da un'altra parte per fare della terapia e in qualche maniera comunque mi sta aiutando. Però ho bisogno di più aiuto perché così è poco, per me è poco. Le altre ragazze quanti anni hanno, Michela? La grande ha 17 anni e l'altra ne fa 14 il prossimo mese. Perciò portare avanti una famiglia da sola, disoccupata, perché tu sei separata, giusto Michela? Divorziata e perciò hai questo problema che come capite le spese sono veramente tante. Questo reddito di cittadinanza, che tanti dicono ma non è giusto, ma, a te quanto farebbe comodo? Tantissimo, nella mia situazione tantissimo, perché con tutte le spese che ho probabilmente riesco un attimo a far fronte a queste spese che sono, come ho detto prima, tante e quindi anche le ragazze crescono, la piccola cresce perché ha 5 anni, quindi è molto veloce nella crescita, ha sempre bisogno di vestire e quindi per me è molto importante, molto. Allora Michela, sai cosa facciamo? La borsa non te l'ho portata perché sei venuta mercoledì, perciò era assurdo che io ti portassi la borsa, però ti ho portato una cosa importante che grazie alla grande famiglia riesco a dare anche questa settimana. Questo Michela è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, qualcosa servirà per farti respirare, cara. Perché io so quanto bisogno hai tu di respirare, quante sono le spese, specialmente con 3 ragazzi. Cioè una bambina e 2 ragazze, ormai sono 2 ragazzi, perciò spero che questo ti aiuti a respirare un po' di più e magari arrivare mercoledì prossimo al nostro Banco Solidale con un bel sorriso. Cosa dici? Cosa vuoi dire alla grande famiglia? Senz'altro, vi ringrazio a tutti, grazie di cuore e sono emozionata. Grazie, tante grazie. E anch'io dico grazie. E adesso posso dare un bacio alla bimba? Certo. Adesso vado a dare un bacione a questa bellissima, perché lei è bellissima bimba. Avevo una encefalite erpetica, ok? E sarebbe il virus dell'herpes, quello che abbiamo qua da neonata, e l'ha incontrata, non so se ha contatto con me dentro la pancia e ha rischiato di morirmi per la seconda volta perché avevo portato in ospedale con una crisi epilettica, ok? 40 di febbre, stavo entrando in coma, ho fatto 1 mese di ospedale. Allora vuole un giocattolo, io so cosa. Allora mercoledì porterai a casa questo giocattolo alla tua bellissima bambina, i tuoi occhi si emozionano. Sì. Quanto bene vuoi a queste ragazze? Sono la mia vita, Sì. la mia Sentite. vita. Siamo all'interno del comune di Noventa Padovana. Stiamo entrando dal sindaco dottor Luigi Bisatto. Suoniamo. Buongiorno sindaco, buongiorno, grazie, buongiorno.
C'è una conoscenza, sindaco comune? Buongiorno Turato. Buongiorno. Signor sindaco, allora noi siamo qui per aiutare il signor Turato. Lei mi ha chiamato, ci siamo sentiti telefonicamente perché appunto c'era questa emergenza di rimettere in piedi questa persona che ha trovato un lavoro, ma non qui a Noventa, ma in un altro paese. Perciò ci sarà un trasloco e ci vogliono soldi. Ha chiesto il nostro aiuto e noi siamo qua. Cosa vuole dire, sindaco? Niente che, come dire, innanzitutto ringrazio per la disponibilità dei telespettatori di Rete Veneta che si sono prestati attraverso la sua figura nell'intervenire in moltissimi casi sociali, e so la tanta opere di bene che fate in giro per il Veneto. Che tocchi anche un po' il mio territorio, nello specifico il signor Turato, mi fa solo che piacere. Spero che questo sia, come dire, la possibilità che gli diamo di ripartire. Ecco, questo È importante. Allora, Turato, cosa è successo? Allora, tu eri senza lavoro da quanti anni? Da 2 anni, E tu cosa facevi? impianti elettrici. Poi finalmente una luce. È arrivato un lavoro. Dove? Tramite il sindaco, tramite il comune, che poi per problemi è dovuto lasciar perdere. Adesso abbiamo trovato lavoro al nostro paese, Dove? a Valdagno, dobbiamo spostarci là, perché là è l'unico posto che io ho trovato qualcosa da fare. Che lavoro hai trovato? Vado a fare giardinaggio e dentro all'agrizoo di E Valdagno. tua moglie? La moglie sta facendo il concorso notarile, è in attesa anche lei di una risposta di lavoro. Perciò ci volevano i soldi per questo trasloco, cambio di residenza. Per spostarci spostare. tutto quanto, fare tutto quanto il trasloco, che è un bel po' di strada da fare. Ripartire da zero. Sì, ma quando una persona come te si vede all'improvviso questa luce nel tunnel, perché è il lavoro che dà la luce, però non ce la fai perché non hai i soldi per poter iniziare a lavorare. Quanto importante è l'ascolto dell'amministratore, specialmente del sindaco? Tantissimo. È una cosa molto importante del sindaco, che ci ha sempre cercato di aiutarci in tutto, ci è sempre venuto incontro in tutto, l'ho sempre ringraziato, sempre lo ringrazierò, anche se mi sposterò dal paese verrò sempre a salutarlo. È stata una persona squisitissima, non ho nulla da dire, anzi ha fatto il possibile, ci ha cercato di aiutarci in tutto. Bene, allora la grande famiglia di Rete Veneta ti dà un'altra possibilità. Certamente questi soldi che ti daremo, questo assegno, sarà monitorato dal sindaco che si è preso l'impegno, perché il rispetto di questi soldi è grandissimo, perché è giusto, sono soldi anche di anziani che si privano di qualcosa per aiutare gli altri, perciò tu sai che dovrai tutto quanto l'importo essere monitorato e portare tutte le pezze giustificative, mi sembra anche corretto, al sindaco. Cosa dice il sindaco di questa iniziativa? Assolutamente sì, anche che ci sia una certificazione di quelle che sono state le spese sostenute, anche per rispetto nei confronti delle associazioni del mio territorio che in qualche misura, per il tramite del comune, dei servizi sociali, hanno aiutato in precedenza la famiglia. Quindi anche nei riguardi loro il fatto che sia rendicontato, che ci sia una trasparenza è utilissimo. Auguro il meglio a loro e a tutte le famiglie in genere. Perciò ancora una volta si vuol dimostrare che bisogna fare squadra, pubblico-privato. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io penso che soprattutto bisogna ripartire da quelle consuetudini storiche dell'aiuto di prossimità, con di fianco però anche una seconda gamba che potrebbe essere il pubblico, i servizi sociali. Però tutti assieme si può scavallare il problema, uscire dal tunnel. Allora, questo è l'assegno che io ti consegno da parte della grande famiglia di Rete Veneta. Devi assolutamente rimetterti in piedi. Giustamente avrai un tutor, che sarà il sindaco di Noventa Padovana, che ringrazio, perché hanno bisogno di un tutor, perché i soldi delle volte prendono vie strane e noi invece dobbiamo monitorarli. Cosa vuoi dire alla grande famiglia? Ringrazio tantissimo la grande famiglia Rete Veneta per l'aiuto per la seconda volta che mi aiutate. Ringrazio molto e non so più cos'altro dire. Basta, non devi dire niente altro. L'importante è comportarsi bene e avere rispetto per questi soldi. Sindaco, vuole aggiungere qualcosa? L'augurio che sia una ripartenza vera, e quindi che si profili un futuro roseo per la famiglia, per gli affetti che sono più cari. Hai figli, bambini? Una bambina, 12 Appunto. anni. Allora la salutiamo. Certo, Carlotta, saluto tanto quanto, perché è a casa oggi. Avete capito il perché? Perché c'è anche un minore e dobbiamo tutelare assolutamente il minore. Ciao grande famiglia, alla prossima volta.
Siamo al Banco Solidale. Oggi facciamo la consegna di un altro assegno a una persona che ha problemi di salute, non riesce a trovare lavoro. Cosa facciamo? Siamo qui anche per questo, perché i soldi che voi ci date sono per sostenere le persone in difficoltà. Questa è una di queste, poi si comporta molto bene, porta a casa le borse della spesa agli anziani che non ce la fanno, cerca di dare anche un aiuto e perciò noi cerchiamo anche di aiutare lui perché è una brava persona. Però lui non sa niente di questa storia. Avanti il prossimo, ecco qua. Buongiorno Cirillo, ciao caro. Grazie. Ecco qua, grazie tesserino. Allora Cirillo, è un pezzo che tu mi dici che sei in difficoltà, che non ce la fai, che non riesci a trovare lavoro. Reddito di cittadinanza abbinato al lavoro perché servono i soldi per vivere, per pagare l'affitto, bollette. Hai anche un figlio e perciò hai problemi. E cosa è successo nella tua vita, Cirillo? È successo che fin nel 2011 che l'azienda lavorava, poi all'improvviso è andata in crisi e ci ha lasciato a casa. Che lavoro facevi, Cirillo? E ero su una cereria che purtroppo è fallita. Molto conosciuta qua nel Trevigiano, però non me la sento di fare, diciamo, il nome dell'azienda. E niente, poi dal 2012 mi sono scorciato le maniche, come si dice, e mi sono inventato dei vari lavoretti, però sempre saltuari, mai niente di continuativo. E ultimamente faccio l'autista di camion vele pubblicitarie, però sempre con contratti a chiamata. Su un mese si lavora 10 giorni, su un mese 8, dipende. Tu mi hai detto non ce la faccio Mirella perché la vita è cara, macchina, assicurazione, bollette, affitto, con quei pochi soldi che prendo hai anche problemi di salute oltretutto, però bisogna tenere duro. Cosa vuoi dire? E bisogna tenere duro ed è molto difficile andare avanti. Io ho un problema di salute che cercherò di tentare di risolverlo il prima possibile. Ho un figlio di 17 anni che è la gioia della mia vita e si cerca di andare avanti nel miglior modo possibile, anche se è molto dura. Sono diversi anni che tu vieni al Banco Solidale e tu mi hai sempre detto che è un aiuto molto importante. Cosa rappresenta il Banco Solidale per persone come voi che in un momento difficile però trovate anche un certo sostegno, diciamo? Allora, io sinceramente il mercoledì quando vengo qua al Banco Solidale innanzitutto mi sento in una famiglia veramente che ti accoglie, anche quella mezz'ora che sei qua ti riempie il cuore. Poi il fatto delle borse, io ti ringrazierò sempre perché ci sono persone che magari non hanno problemi e certe cose non danno tanto importanza, ma trovare nella borsa latte, pasta, pane, olio, tonno, cioè sono quelle cose che anche se uno non ha tanto riesce a mettere qualcosa sulla tavola, ringraziando la famiglia di Rete Veneta e del Banco Solidale capitanata da Mirella che è una donna eccezionale. Grazie. Allora, visto che io sono una donna eccezionale, però c'è un direttivo che ha deciso di darti una mano, guarda, questo è l'assegno che viene dato a Cirillo, proprio perché abbiamo capito che sei in grosse difficoltà, anche se da buon napoletano sei sempre ottimista, però ho visto qualche lacrima scendere sul tuo viso perché fai molta fatica. Cosa vuoi dire a questa grande famiglia, Cirillo? Grazie, sono commosso, veramente sono commosso e grazie a tutti. Avete visto, queste sono le persone che noi aiutiamo chi ha bisogno, non chi se lo merita, se no non sarebbe più finita, però bisogna dare ossigeno, come voi mi dite sempre, e se una persona si comporta bene ed è una brava persona, è giusto cercare di darle una mano. Questo è il nostro ruolo, è quello che noi facciamo. Grazie, grande famiglia di Rete Veneta. Ciao grande famiglia, siamo a Vicenza.
da Yolanda e dai suoi ragazzi. Ciao Yolanda, ciao, come stai? Bene, abbastanza bene. Yolanda ha avuto da poco un'operazione, si sta riprendendo, 3 ragazzi, 3 minori, 3 maschi e noi siamo qua. Yolanda, come ti avevo promesso, allora intanto andiamo a prendere la roba con i tuoi ragazzi. Yolanda, questa tieni. Allora, questa è tutta roba per voi. Come stai? Abbastanza bene, mi sto Quanti riprendendo. anni hai, Yolanda? 36. 36 anni, ma ne dimostra molto meno. Si sta riprendendo perché ha avuto un'operazione molto importante. Diciamo che il comune la sta aiutando, ecco, perché noi abbiamo sollecitato Sì, sia il abbiamo- sindaco Ruccolo che l'assistente sociale che l'assessore Sì. al sociale. Cosa vuoi dire, Yolanda? E niente, la situazione è quella che è, diciamo, perché purtroppo è un anno che vado avanti e indietro dall'ospedale, quindi anche il lavoro, non riesco a lavorare sempre, quindi lo stipendio è diminuito e la situazione è questa, ecco. 3 ragazzi da Sì, crescere, da sola, non è... perché il Esatto. papà purtroppo non contribuisce niente, diciamo, li ha completamente abbandonati e quindi da sola devo riuscire a portarli avanti, ecco, grazie anche con mia mamma ovviamente. E sono anche 3 bravi ragazzi, perché io lo so. Assolutamente sì. È vero, Bravissimi. assolutamente. Ma una mamma può dire assolutamente no, deve solo dire No, assolutamente però sono sì. bravi. Sono quindi bravi, sì. vero Yolanda? Non chiedono mai niente, anzi. Ecco, allora noi bravissimi. abbiamo portato un po' di cosine che tu Sì. mi avevi detto che avevi bisogno. Allora questi sono un paio di stivaletti nuovi per te, tesoro, guarda che belli, vero? Qui abbiamo portato un po' di abbigliamento, la roba da mangiare per i tuoi bimbi, un po' di tutto, ma soprattutto ti abbiamo portato l'assegno. Eccolo qua, perché io so quanto bisogno hai Sì. di questi soldi. Lo so. Per 3 ragazzi non è cosa da poco. Non è facile, sì. Allora, cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Che vi ringrazio, perché purtroppo non so che dire. Cara. Lei. Guardate così. che è brava sta mamma qua, perché riesce sempre a sorridere. È vero Yolanda, Vabbè, io nonostante tutto non e posso tutto. fare altro, quindi Almeno quello, Almeno vero? quello. Vero. Allora, sai cosa fai? Manda un grosso bacione un bacione a tutta tutti la grande quanti. famiglia. Grazie mille, un bacione a tutti. Allora, io so che tu hai anche un problema con uno di questi 3 ragazzi. Sì, è un bambino autistico, è seguito da una clinica e adesso stiamo cercando di fare l'accompagnamento, l'invalidità in modo da poterlo aiutare anche in altri modi, ecco. Pensate quanti problemi, uno sopra l'altro. Io veramente sollecito l'amministrazione, soprattutto il sindaco Ruccolo, che è molto sensibile, a sostenere questa mamma e questa famiglia. Grazie, grazie grande famiglia, anche oggi abbiamo fatto una buona azione grazie a voi, vi voglio bene, ciao. Arrivederci, grazie. E voi cosa volete dire? Grazie alla grande famiglia di Rete Veneta. Grazie a voi ragazzi, ciao. Ciao grande famiglia, stiamo per entrare da Italo, il signor Italo che è venuto da noi in trasmissione un po' particolare. Suoniamo il campanello e controlliamo. Certo che la porta... Permesso, porta socchiusa, ecco qua Italo. Ciao Italo. Quasi che sei caldo, te la porta che è tutta una poesia, Neanche è vero. Permesso.
Allora Italo, tu sei venuto in trasmissione Sì. e hai chiesto aiuto perché sei senza soldi. Hai avuto anche il coraggio di ammettere che una volta hai fatto anche bella vita, diciamo tra virgolette, però te la sempre lavorare, però purtroppo non ti sei messo i contributi e perciò non c'è pensione e non c'è niente. Esatto. Cosa vuoi dire? Praticamente sempre, dico io sempre, mi sono accorto adesso che lo sbaglio è mio, solamente mio, e la scelta è stata mia di fare così. Fino a qualche anno fa non pensavo di una roba del genere. Adesso la cosa è peggiorata perché sono già 2 anni che ho perso il lavoro praticamente. Adesso meno male che ho trovato da chiudere l'attività. Una volta chiuso l'attività, l'INPS subito emana l'assegno sociale. Non so quanti mesi, se arriva in aprile, maggio, giugno, non si sa quando, però devo chiudendo questa attività di ditta individuale, autotrasporti, padroncino, che vendo la licenza, e ho trattato stamattina la persona che mi acquisterà sta licenza. Ci vorrà un po' di giorni perché si sta in una burocrazia, e dopo praticamente vado subito al CAF a dire, facciamo la domanda di chi è chiuso l'attività, prende le carte e tutto quanto, e loro all'INPS gli ha già risposto tempo fa. Noi non possiamo dargli questo piccolo assegno sociale, che non è una pensione, essendo lei non avendo versato i contributi, non possiamo elargirglielo fino a quando lei non chiude la partita IVA. Allora, però per chiudere la partita IVA che vuoi soldi? Gli vuole schei perché la Confartigianato avanza migliaia di euro, 3.000 euro. Cosa vuol dire Italo trovarsi senza soldi? Cioè tu facevi una vita normale, lavoravi? Perché fino a 2 anni fa io perlomeno avevo due clientini che mi facevano viaggiare bene, e dopo è successo che praticamente non gli ho più garantito il servizio, perché questa persona che mi ha messo in queste condizioni mi ha scassato completamente il camioncino, mi ha spaccato la macchina, tutto quanto. Sono senza e mi ha messo in queste condizioni. Tu non hai una lira in tasca. Una lira in tasca. E perciò Mangiati perché bollette... mio fratello mi ha lasciato qualcosa. Ma però tra le operazioni sbagliate con questa persona e con altre cose, insomma Italo non capi niente, è inutile che agiremo e che rigiremo. Avrò, speriamo, avrai. Ma al momento non te adesso, più niente. Perché sta casa adesso forse man mano che vi ha riacquistata tramite il consulente la quota. Sì, perché se tutto è pignorata anche la casa. No, non è pignorata, hanno acquistato all'asta una parte. Sì, però la tua parte è andata all'asta, che hai spiegato. Nel 2014. Esatto. Ha acquistato all'asta questa persona, fino a che non rientra tramite gli avvocati, mettiamo a posto tutte le storie, finché non rientra non possiamo fare niente con questa Ho visto casa. che ti hanno regalato anche del pellet per riscaldarti. Sì, esatto. Allora non è solo 10 sacchetti, ma è già parecchi mesi da quando è venuto fuori il freddo che questa persona, questo consulente sto parlando, mi sta dando una mano. Mi dà una mano, mi ha pagato già 2 bancali di pellets perché questa consuma è per scaldare 2 o 3 stanze. Tu mi hai detto Mirella aiutami E le perché bollette, Ecco, tu mi hai detto Mirella aiutami perché io ho le bollette da pagare e non so più come fare. Il direttivo ha deciso di darti una mano perché se aiuta il mondo cercheremo di aiutare anche te con queste bollette da pagare. Tu dovrai portare tutte le ricevute dei pagamenti che fai con l'assegno che noi ti diamo, eccolo qua. Questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, prego Italo, che ti permetterà appunto di pagarti queste bollette, di avere un po' di respiro, perché non avere nessun soldo in tasca è impossibile, devi anche andare a lavorare, cerco di avere anche qualche lavoretto. Sì, lo sto facendo. Cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Che veramente state facendo una grande cosa. Allora, come avete visto, Italo si è commosso perché Gavaranca ha sbagliato. Cosa vuol dire? Noi altri diciamo sempre che aiutiamo chi che ha bisogno, non chi se lo merita. E questo è un altro caso di quei, però bisogna pure aiutarli. Quanti anni ha tu, Italo?
7-0. 7-0, è 7-0 io. Speriamo che metta un fiato di giudizio, è più avanti che va con l'età. No, ce l'ho il giudizio, solamente che... No, il giudizio non ti avrà mai voti. Anni fa, Sì. anni fa no. Sì, appunto. E il giudizio adesso, quando che è tardi. Comunque dai, saluta la grande famiglia perché prima te eri commosso. Io vi saluto tutti quanti, ci sentiamo mercoledì quando vengo a trovarla. Guarda che ti controlliamo a vista, Ok. Cara grande famiglia, ecco, questi sono i nostri anziani, le nostre persone da aiutare e noi è quello che faremo perché il nostro dovere è questo. Ciao! Ciao grande famiglia, siamo con Michela Stocco, che voi avete già visto, è una mamma che ha bisogno del nostro aiuto, ce la sta mettendo tutta, ma non ce la fa. Non è arrivato nessun aiuto economico e si sta muovendo per fortuna da ieri qualcosa a livello sanitario, perciò qualcosa si è mosso e io penso che bisogna oltre a questo aiutarla economicamente perché Michela non ce la fa. Ha 3 ragazze, 3 minori e adesso vi spieghiamo per chi non conosce Michela chi è Michela. Prego Michela. Allora, Michela Stocco, 3 ragazze, 3 minori, quanti anni? Allora, 17 e mezzo, 14 e 5 anni. E 5 anni. Il problema grande è la bambina di 5 anni. Sì. Da cosa è affetta questa bambina? Allora, è affetta da encefalite erpetica causata da un virus. L'ha avuta da neonata e poi era guarita, è andato tutto bene. E nel 2016 è ritornata e è tornato il virus, però purtroppo questa volta ha danneggiato la parte destra del cervello della bambina. Ed è un dramma perché questa bambina sta lottando, tu ti senti molto sola e abbandonata, non riesci a capire cosa fare, mi hai chiamato anche l'altro giorno dicendo Mirella aiutami, non so più chi chiamare, cosa fare, perché non riesco a capire come aiutare la mia bambina. I medici non si spiegano bene e io non so più cosa fare. Cos'è questa malattia e cosa comporta, Michela? Allora, questa malattia è una malattia rara e non la conosco bene, è molto rara, però ci sono altri bambini che l'hanno avuta. È difficile da trovare una cura e adesso stiamo cercando di vedere anche con la bambina come fare per avere purtroppo devono assumergli dei farmaci. Però non tutti vanno bene questi farmaci, quindi bisogna trovargli quello giusto anche per lei. E questa malattia comporta il fatto che lei ha problemi di comportamento. E ha 5 anni, però sembra una bambina di 2 anni, ha dei comportamenti da bimba piccolina. E non c'entra l'intelligenza perché è molto molto intelligente e ha altri problemi. E quindi adesso io li sto dietro. Cioè, tu devi seguirla 24 ore su 24, questo è il problema di questa bambina, non puoi lasciarla da sola perché può farsi anche male. Esatto, può farsi male e si fa anche male perché a volte manca anche di equilibrio quando la testa non sta bene. Ovviamente se la testa non controlla il corpo va per conto suo. Come mai non ti arriva questa accompagnatoria in un caso così estremo? Allora, adesso io ho fatto la richiesta per la legge 104 dell'invalidità civile, da pochi giorni ho fatto la richiesta all'INPS e quindi adesso bisogna aspettare. Perché prima non avevi fatto questa richiesta, Michela? Non sapevo perché non ero cosciente di queste cose, me le hanno dette alcuni medici e quindi quando ho saputo mi sono attivata subito. Capite cosa vuol dire anche la mancanza di informazioni, tanti sportelli, ma alla fine questa mamma si è ritrovata solo e soprattutto a non capire cosa poteva fare perché nessuno diceva niente. Ma i servizi sociali del tuo comune come si comportano? Cercano un po' alla volta, diciamo, di aiutarmi un po' economicamente con dei contributi.
e poi più di quello non è che possono fare, però io apprezzo anche il piccolo aiuto che possono darmi, perché comunque posso anche avere dei bonus, delle cose per i libri delle ragazze che vanno a scuola o per i buoni mensa della bambina piccola. Allora, spiega bene quanto importante è per te il reddito di cittadinanza, perché qualcuno forse non ha capito che non ci sono solo furbetti o pochi, ci sono veramente delle persone, delle famiglie, delle mamme come te, che questo reddito di cittadinanza diventa indispensabile. Cosa vuoi dire, Michela? Vuol dire tanto perché quando sei in difficoltà così e hai bollette da una parte, c'hai le spese da un'altra e tante altre cose che si accumulano, quando vedi un spiraglio di luce dici finalmente riesco a slegarmi da queste spese che per me è un peso ogni volta sulle spalle, è come uno zainetto pieno di pesi. Quando riesci a togliere questo, dico grazie a chi devo ringraziare, anche il Signore, perché mi aiuta sempre, e finalmente respiro un pochino. Quanto faticoso è per una donna come te, separata con questi problemi, soprattutto con questa gravità di questa bambina, comunque riuscire a dare speranza anche alle altre ragazze, perché devono crescere serene, devono avere il necessario ma quello giusto. Secondo te cosa vorresti chiedere, Michela? Agli umani più di tanto niente, posso solo chiedere a Dio, che è quello che mi sta aiutando in questo momento, che Lui so che mi ascolta, e che le mie figlie stiano bene, soprattutto in salute, e quando stanno bene loro la mamma sta bene. E allora, perché tu stia meglio e finalmente hai avuto il coraggio veramente di venire al Banco Solidale, di chiedere aiuto, non è cosa da poco, però hai capito che era un aiuto importante, noi ti diamo l'assegno, che adesso prendo. Questo è l'assegno, Michela, della grande famiglia di Rete Veneta, che vuole starti vicino, che noi abbiamo sempre detto, quando siete agli estremi, che proprio non ce la fate, chiamateci, quello che possiamo, ma io penso che sia molto importante questo aiuto. Cosa vuoi dire alla grande famiglia? Vi ringrazio tutti, anche questa volta, passerò una bella Pasqua. Grazie a tutti. Ecco, e allora facciamo anche un saluto al piccolo Joe, cosa dici? Perché tu l'hai vista, è una cosa da non credere. Cosa vuoi dire al piccolo Joe e alla sua mamma? Ciao Gio, ti saluto, ti do un bacione grande e ti sto vicino. E a mamma Erika cosa vuoi dire? A mamma Erika, coraggio e forza. Ti sei commossa? Sì. Cara. E noi allora vi diciamo grazie veramente a questa meravigliosa grande famiglia, e anche questa settimana abbiamo aiutato una mamma in forte difficoltà. Forse è proprio l'ora delle donne, di riscattare queste donne che non hanno nessuna colpa, solo di essere un po' sfortunate. Ciao. Ciao grande famiglia, siamo nella prima periferia di Mestre e stiamo aspettando una persona. Ci sta venendo incontro, andiamo. Ciao Elisa, ciao carissima, siamo arrivata. Ciao. Allora, io ho portato anche un po' di roba perché siamo a Pasqua, perciò ti ho portato anche un po' di roba. Andiamo a prenderla, Elisa. Ecco qua Elisa. Tanto un po' di roba, adesso ti aiuto, grazie. Aspetta. Ecco. Permesso, stiamo entrando in casa di Elisa, che adesso vi presenterò. Allora Elisa mi ha chiamato, Elisa era molto provata, Elisa è sposata, però cosa succede nella sua vita?
Niente, io sono sposata con Diego e è circa 8 anni che Diego si è ammalato di questa malattia che purtroppo qui in Italia non è riconosciuta. Che si chiama Elisa? E si chiama CFSME, cioè sindrome da fatica cronica oppure encefalomielite mialgica, il nome più appropriato, diciamo. E che è una malattia rara? È una malattia rara, non più di tanto perché ce ne sono tantissimi casi in Italia e anche all'estero. Il problema è che non è riconosciuta perché non ci sono dei marcatori che ti possano far vedere che esiste, che nel sangue tu ce l'hai. In parole povere, ecco. In più c'è una bambina? Sì, in più abbiamo una bambina di 9 anni e diciamo che non è molto semplice la situazione, ecco. Ha una pensione, come vivete? Allora, noi abbiamo lottato tantissimo per avere l'invalidità civile e adesso sono 2 anni che percepiamo l'invalidità, sempre a revisione, nel senso che ogni tot loro ci chiamano a revisione. Di quando si parla di questa invalidità, Elisa? Noi adesso abbiamo il 100%. Perfetto. Sì. Però non è una cosa diciamo fissa, nel senso che comunque abbiamo la revisione da passare e ogni volta ci mandano da specialisti per poter documentare, solo diagnosticare esatto, quindi sono tantissimi soldi sia di medicine che anche di specialisti vari ed è una situazione abbastanza importante. Mi hai detto, io sono andata da questo specialista, ho fatto questa richiesta, vorrei provare questo farmaco per mio marito, per Diego, e cosa ti ha risposto? Lo specialista mi ha detto io non posso darle questo farmaco perché Diego non ha questa malattia, non ha l'HIV e quindi il farmaco è solo per i pazienti che hanno questa malattia. Io vorrei capire se questo è vero, perché quante volte prendiamo dei farmaci che non sono per quella malattia, però diciamo lo prendiamo e vediamo cosa succede. Esatto. Ecco. Anche perché, tra virgolette, purtroppo lui fa da cavia. Ha delle controindicazioni, degli effetti collaterali che magari possono creare problemi a Diego, secondo te? Sai qualcosa? No, bisogna solamente tenere sotto controllo i reni, ok? Una volta ogni 3 mesi fare gli esami del sangue per vedere, ma tutti i farmaci comunque danno problematiche ai reni dopo tanto che li prendi, tanto che Diego fa uso di morfina tutti i giorni. Lui è 8 anni che fa uso di morfina, fa uso di antidolorifici oltre alla morfina e logicamente bisogna tenerlo sotto controllo perché fanno bene da una parte ma fanno male dall'altra. Elisa, tu mi hai detto mio marito è proprio chiuso in cella qui dentro da 8 anni perché loro hanno preso questo appartamento che è anche bello, ma è al 3° piano con delle scale ripide e non ha l'ascensore. Ma chi poteva immaginare una tragedia del genere? Perché di tragedia si parla. Assolutamente. E adesso Elisa ha messo in vendita anche l'appartamento, ma non è facile vendere in questo momento. No. Anche perché sono di prezzi anche molto bassi, adesso bisogna stare molto attenti perché i speculatori ci sono dappertutto, però Elisa fa anche questa richiesta, aiutate il mio Diego. Assolutamente sì, anche perché Diego è qui chiuso da 8 anni, è come fosse agli arresti domiciliari, anzi molto peggio, ok? Perché lui appunto fa fatica anche solo a fare le scale. Andiamo a salutare Diego, prego, facci da cicerone nella tua casa. Ciao Diego, ecco qua, parliamo piano, ciao, perché Diego ha problemi quando si parla forte, per lui è come un martello pneumatico che entra dentro. Allora vuoi stare in piedi, dove vuoi che andiamo Diego? Preferisco magari sedermi, che sono più tranquillo. Vuoi sederti qui Diego? Io penso di sì, guarda che forse... Quanti anni hai Diego? Allora io ne faccio 50 a dicembre. Diego fa 50 anni a dicembre, da diversi anni hai questa malattia che ti sta creando problemi di più, di movimento, di memoria, un po' di tutto ed è una situazione veramente incredibile. Cos'è che chiederesti Diego? Dunque, io chiederei innanzitutto diciamo che da parte dei medici di essere più comprensivi, nel senso che devono capire di più questa malattia perché quando si trovano davanti a un paziente che ha questa malattia qua, molte volte praticamente dicono che è un problema mentale,
che non è una propria vera malattia, ma è un fattore psicologico, e questo è uno dei grandissimi problemi che c'è tra noi e i medici. Gli specialisti di questa malattia ce ne sono pochi e in Italia è seguita pochissimo. Diciamo che i maggiori centri dove viene studiata questa malattia sono all'estero. Dove? Ma in America, in Nord America, in Canada, so che la studiano parecchio, e poi in Germania forse mi sembra che c'era. Comunque Sì, diciamo che è una malattia conosciuta. Conosciuta in tutta Europa e anche nelle Americhe, però non so il motivo in Italia non si sa, non vogliono riconoscerla come malattia. Io questo appello, io ho proprio sentito da Diego, spero che qualcuno lo capisca, lo senta, che si faccia qualcosa per questi ammalati, che diventano degli ammalati con problemi enormi, non solo per loro ma per tutta la famiglia, perché veramente è un problema anche per la figlia, perché deve crescere in un ambiente sano, non vedere i genitori proprio depressi. Ecco. E tu Elisa, cosa vuoi dire? Far capire che ci sono anche bambini che soffrono di questa patologia e devono riuscire a riconoscerla. Non è possibile, anche perché sì, Diego adesso ha l'invalidità al 100%, però per riuscire ad arrivare a questo abbiamo combattuto anni di umiliazioni davanti a medici dell'invalidità che ti deridono quasi, ecco. Non è che e bambini che ne soffrono, che non hanno più voglia di giocare, non hanno più voglia di alzarsi dal letto. Non è una cosa normale, non può essere solo psicologica. Io volevo dire un'altra cosa importantissima, è che all'estero esiste un farmaco che ha risolto quasi tutti i problemi ad alcuni malati di questa malattia, solo che in Italia si fa moltissima fatica ad averlo, prima di tutto perché sono proprio i dottori, diciamo, a non divulgare la notizia di questo farmaco, e la stessa sanità a impedire che il farmaco arrivi in Italia a prezzi ragionevoli. Lo trovi, ma lo trovi a 140 euro a scatola qua in Italia, mentre all'estero lo puoi comprare tranquillamente a 40 euro. Questa è un'accusa molto grave che sta dicendo, perché pensate che costi diversi ci sono. Allora, vuoi fare un appello al governatore Luca Zaia o vuoi fare un appello al governo, questo nuovo governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Io ho molta fiducia in questo nuovo governo e lo appoggio tantissimo. Chiedo praticamente di essere un attimo più decisi sulla situazione sanitaria e fare in modo che ci siano persone più competenti, meno coinvolte con le società farmaceutiche a vari livelli, e dottori più umani che capiscano di più la situazione e che siano più consapevoli della malattia e che ordinano i farmaci giusti, perché esistono i farmaci per questa malattia, esistono, ma ci sono troppi interessi, troppi. Un'altra cosa che io volevo sapere, che lavoro facevi prima di questa malattia? Io facevo la guardia giurata. Perciò tu stavi bene, avevi una bella famiglia. Ho sempre lavorato, tranquillamente, mi ero appena comprato la casa, pagavamo il mutuo, eravamo una coppia normale. Ho sempre lavorato, ho sempre pagato le tasse. Lui faceva la guardia giurata, faceva 8-9 ore al giorno, era parecchio sotto stress perché fare la guardia non è un lavoro, però lui ha sempre lavorato, persone normalissime. Cioè, tutto ad un tratto è crollato così. È crollato, è arrivata sta mannaia. È arrivata sta mannaia. Allora, Elisa, intanto io ti faccio i complimenti perché vedo con quanto amore e come lo stai sostenendo questo uomo
e vedo veramente complimenti perché siete una coppia veramente eccezionale, che anzi la malattia forse avvicina di più delle volte, bisogna capire di cosa stiamo parlando per capire l'amore in quel momento che esce quando vuoi veramente bene una persona e non la lasci. Secondo, allora io ho pensato una cosa, siccome Diego ha detto che ha bisogno di farmaci, noi ti diamo questo assegno, ecco, perché è giusto, perché Diego va aiutato assolutamente. Ecco, questo permetterà a Diego di prendere questi farmaci. Quando avete bisogno noi ci saremo sempre, perché è una cosa a parte. Non commuoverti, Diego, non piangere, dobbiamo combattere, lottare, siamo uniti, dobbiamo farcela, qualcosa dovrà più muoversi, perché così è impossibile. Io ho avuto altri problemi appunto di persone che dovevano prendere questi integratori che costano cifre altissime e non ce la fate, perché è un assieme di cose, anche se avete l'accompagnatoria, ma non basta. Perciò non ti commuovere, non piangere, ringrazia solo la grande famiglia che vi vuole bene. Certo. Grazie. Cosa vuoi dire? Grazie. Posso dire Per altro? noi è più che sufficiente. Adesso però devi dare un bel bacio a questo uomo, Elisa, dai, al tuo Diego. Allora, Non me li fa mancare. Guai a chi me lo tocca. e con queste bellissime parole, anche questa settimana noi vi diciamo grazie, perché capite dove arrivano i vostri soldi, i vostri contributi che ci date. Ciao e vedremo cosa succederà la prossima settimana. Ciao grande famiglia, questa mattina andiamo a trovare una persona, una ragazza che voi conoscete, una bellissima ragazzina. Andiamo, è il suo compleanno. Buongiorno mamma, buongiorno mammina, con i cagnolini. Io so che qui c'è un compleanno questa mattina. Ciao cara, vieni. Ciao. Permesso, dov'è la nostra bimba bella? Ciao Elsa, io so che oggi è il tuo compleanno. Ma dai, e quanti anni fa la Elsa? 14, allora intanto tanti auguri dalla grande famiglia di Rete Veneta. Ti abbiamo messo anche la farfallina, ciao amore, perché così puoi volare, è vero? Come va intanto Elsa? Oggi un po' così perché mezza stanca, mezza no. Adesso io mi siedo vicino a te, vorrei anche la mamma vicino a Elsa dall'altra parte, eccola qua, vieni vicino alla Mireluccia. Ti piace intanto questo cestino? Sì, è bellissimo. Rosa perché femmina, cioè non si può, è rosa e basta, non ci sono dubbi qua, ma soprattutto perché io so, almeno quando avevo la tua età, che mi faceva tanto piacere ricevere i fiori. A te? Boh, non lo so. Sono i primi davvero, Sì, dice la mamma? sì. Allora speriamo che siano di buon augurio. Ma ti piacciono i fiori? Sì. Gli animali? Beh, sì. Animo sensibile. Ascolta Elsa, tu sei venuta in trasmissione. Cosa ti è rimasto di quella sera? Felicità sicuro, gratitudine nei confronti vostri e questo perché adesso non mi viene in mente nient'altro. A me invece viene in mente una cosa, che tu hai conosciuto una persona, un ragazzo, Sì. quella sera, che ti ha dato e anche cercato di darti una carica per dire vai avanti e combatti. Ti ricordi? Sì. E cosa hai provato quando lui ti dava tutta questa energia? Ero felice perché vedere che qualcuno che non vive una vita normale la vive a modo suo è bello. Ascolta, per chi non ti ha visto quella sera, vuoi spiegare la tua malattia cos'è? Praticamente è una sindrome che stanca e che porta altre disfunzioni tipo manca la concentrazione, dolori vari in tutto il corpo e questo in breve. Praticamente tu non riesci ad andare a scuola, non No. riesci neanche a studiare perché ti stanchi e non riesci ad andare avanti nello studio, perciò è una malattia invalidante. Sì, esatto. E cosa si potrebbe fare secondo te? Cioè, che aiuto chiederesti? Un aiuto Elsa. alla ricerca che è seguita sia in America, più che altro in America, ma anche qui ci sono punti di raccolta fondi
e l'aiuto che chiederei è raccogliere fondi per la ricerca. Allora, qui c'è la mamma, tua mamma Stefania. Allora, tu hai visto, penso tu abbia visto la puntata di lunedì sera I Veneti Schiacciati, dove abbiamo fatto vedere la storia di Diego, un altro uomo che soffre della stessa malattia di Elsa. La sua è molto invalidante. Cosa vuoi dire? Posso dire che questa malattia purtroppo ha tanti gradi diversi e negli adulti, soprattutto negli adulti, perché loro si sforzano di andare avanti, hanno una famiglia da mantenere, il loro grado di severità aumenta sempre di più e non si torna indietro perché la malattia non è curabile in questo momento e come avete visto Diego è in una situazione di severità. Quindi noi veramente speriamo che i ricercatori possano trovare un farmaco per lui, per chi sta un po' meglio, per i giovani come Elsa. Un'altra cosa che ha detto Diego sono questi integratori, che qui in Italia costano una follia, mentre in altre parti, tipo in America o anche in Canada, diceva lui, costano molto molto meno. Sì, ecco, rispetto al discorso, lui parlava proprio di un farmaco in quel momento. Come si sa, quando una persona è disperata, sta malissimo da 8 anni, vorrebbe provare tutto quello che è possibile. Questo farmaco all'estero ci sono degli ammalati che dicono di aver avuto dei benefici, però purtroppo non ci sono studi scientifici che lo dicono. Ecco che Diego e altri ammalati vorrebbero poterlo provare. Personalmente dico, se uno è ammalato dovrebbe poter almeno provare, anche se questo farmaco non è autorizzato per la sua malattia, in questo caso è autorizzato per l'HIV. Qui in Italia invece i medici non prescrivono perché lui non ha l'HIV. Ecco che diventa per lui impossibile almeno provarlo, cioè lui vorrebbe far da cavia, come, e ne abbiamo anche in associazione altri giovani che sono in contatto con tutto il mondo e stanno provando tutto quello che è possibile provare. Una cosa che fa strappare il cuore, come hai detto tu hai detto Diego, io ho detto ma una mamma che si alza la mattina e vede sua figlia in queste condizioni e saper di non poterla aiutare più di tanto, non è una devastazione, però io so che tu sei una mamma guerriera, una mamma che ti sei messa in gioco, che ti dai da fare tutti i giorni proprio per aiutare tua figlia e tutte le persone come tua figlia o uomini che hanno questa difficoltà e questa malattia. Sì, bisogna cercare di vincere proprio lo scoramento che ci prende ogni giorno, perché anche con mio marito, lui è molto impegnato col suo lavoro, però ogni giorno ci diciamo ma com'è possibile, ma non è possibile che non possa avere l'energia per andare avanti, cioè a questa età non riuscire a stare in piedi, perché adesso lei è seduta, ma dopo avrà sicuramente un piccolo crollo, mentre so che Diego l'altro giorno, per l'emozione della trasmissione, per aver parlato quei 10 minuti forse davanti alla telecamera, lui ne sta ancora soffrendo, proprio, loro hanno proprio dei crolli perché hanno usato più energia di quella che il loro corpo produce. Ecco che noi come genitori come possiamo non far niente? Allora, non possiamo aiutarli praticamente perché medicine non ce ne sono, almeno tentiamo di far conoscere la malattia e con queste raccolte fondi di dar modo ai ricercatori di tentare di portarci un sollievo, perché fra l'altro le persone dell'età di Diego dicono per la nostra generazione non abbiamo speranza che ci sia qualcosa, e già questo è bruttissimo sentirlo, perché insomma lui ha 50 anni ma abbiamo ammalati di 30, di 20 e quindi anche loro, Diego si è messo ha messo la propria faccia con la sua famiglia per dare speranza ai ragazzi e ai bambini, perché ce ne sono sempre di più. La nostra dottoressa Zilli, che è una pediatra, ci dice che i casi pediatrici sono in aumento, ma fra l'altro i pediatri non conoscono la sindrome e quindi fanno girare questi ragazzi e le loro famiglie per mesi. A noi sono serviti 9 mesi per sapere che era questa e siamo stati anche fortunati. Bene, allora noi, visto che è il compleanno di Elsa, questo è un regalo che la grande famiglia di Rete Veneta ha fatta a Elsa, questi sono tutti tuoi, ecco.
Ecco, li potrai spendere come desideri, questo è un regalo che ti facciamo noi per darti speranza, ma soprattutto perché oggi è il tuo compleanno e il compleanno va fatto coi regali. Allora, oltre ai fiori, io non sapevo cosa regalarti perché bisogna conoscere anche le persone, è la tua età, perciò questo è un regalo che noi ti facciamo e ti potrai comprare tutto quello, cioè quello che a te piace di più. Va bene? Cosa vuoi dire? È che sono senza parole letteralmente. No, sul serio. Grazie 70 milioni di volte. Dimmi, Elsa. Ho un regalo per te per ringraziarti dei Ma soldi dai. e di tutto. No, bellissimo! Guardate cosa mi ha fatto Elsa. La mirelluccia. Oh, bellissimo. Vieni qua, ti do un bacione. Ma è proprio bella, eh? Io mi vedo sempre brutta, poi mi vedo veramente bella. Guarda. Grazie, grazie veramente, grazie. Grazie, grazie, grazie. Bellissimo, guarda. Cara. Elsa, come ti trovi con questa sedia a rotelle di Roberta? È molto utile, utilissima direi, perché riesco a muovermi di più e anche andare a fare visite in ospedale dopo non mi comporta 7 giorni di stanchezza, ma magari meno. Ecco, perciò per i movimenti, diciamo, visto che non puoi stare molto in piedi e camminare, ti ha aiutato molto questa sedia a rotelle. Al momento l'avevi vissuta male, invece adesso vedo che l'hai proprio accettata, nel senso che sai che ti fa bene. Sì. È vero, cara? Io vi ringrazio ancora con questa bella, veramente bella giornata. Ho iniziato una bellissima giornata con Elsa, con sua mamma, ma soprattutto con la volontà di lottare e di vincere queste battaglie per vincere la guerra, che è la ricerca. Ciao! Avete visto che situazioni? Altre situazioni, a tra pochissimo, non cambiare canale. La seconda parte è iniziata. Tanti bambini, tante famiglie in difficoltà, le nostre donne, le nostre anziane. Guardiamo ancora i servizi. Ciao grande famiglia, un altro caso che da tempo stiamo seguendo e un altro caso che assolutamente dobbiamo portare a termine. Entriamo. Eccola qua, la mamma di Emanuela, che voi già conoscete. Antonietta, siamo arrivate. Allora, cos'è il problema di tua figlia? Le scale. Tesoro, non riesce a farle per niente. Come sta Manuela? Così, non tanto bene. Non è migliorata? No, anzi è peggiorata, un po'. E perciò per lei È diventa un problema su questo... e fa fatica a far tutto. Bisogna dire la verità sacrosanta. E soprattutto le scale. Le scale sono pesanti per lei. Bene, allora andiamo, mamma Antonietta. Fai strada. Allora, contiamo anche i gradini. Questa è la scala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ecco qua Manuela. Ciao Manu. Come stai? Ciao. Ciao cara. Sono stanca oggi. Sei stanca oggi? Fa tanto caldo. Fa tanto caldo. Manuela, come vedete, si muove malissimo. Non sta facendo scena, Attenzione, Manuela non cammina più, molta fatica e le scale per lei sono un problema. Perché siamo qua oggi? Perché è successa una bellissima cosa, bellissima, giusta anche. Manuela da tempo chiede un altro appartamento a un piano terra perché le scale per lei diventano non un problema di più. È un grosso problema. Ha avuto un colloquio col sindaco Mario Conte,
quale adesso sta vedendo di aiutare Manuela, anche perché ha visto le sue condizioni e perciò cercherà di capire come fare per aiutarla, perché Manuela non può più rimanere su questo appartamento. Manuela deve avere un appartamento a piano terra. Allora, cosa è successo, Manuela, quel giorno con il sindaco Mario Conte? Venerdì abbiamo visto il signor Mario Conte, ha detto che mi trova qualcosa adatto per le mie condizioni di salute, perché io faccio fatica a camminare, le scale faccio fatica, e se qualcuno mi fa la spesa devo lasciarla giù perché non riesco a portarla di sopra, devo chiamare qualcuno che me la porti su. Prima delle signore qua, delle vicine di casa, diglielo mamma. Per fortuna che c'è mamma Antonietta. Stamattina mamma Antonietta è venuta al Banco Solidale a prendere la borsa della spesa perché non sapeva che volevo fare una sorpresa a Manuela. Sì, la spesa, guarda. Ecco, dov'è? Guarda, ecco, guardate, ecco, questa è la spesa del Banco Solidale della Mirella. Ascolta, oltre a questo ci sono sempre un problema di bollette, vero amore? Mamma mia, quante volete. Queste famigerate bollette. Allora, guarda, io ti faccio una sorpresa. I problemi sono veramente tanti, come vedete. Allora, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Grazie. Che ti permetterà di respirare un pochino. Grazie, così paghiamo una cosa che è da tanto lì, che è del 2017, ti rendi conto che è ancora ferma. Grazie. Ecco, comunque tu devi pagarti le tue cose per stare serena. Sì, perché hai bisogno di stare serena. Sì, perché se il cervello non è in pace, io non sto bene. Ascolta, cosa vuoi dire alla grande famiglia che da diversi anni ormai ti segue? Io, grazie a voi che sono aiutata, mi avete aiutato tanto con il cibo, che è una cosa importante, con le bollette ancora tempo fa, adesso piano piano speriamo che ne veniamo fuori, che le cose si sistemano. Io ringrazio sempre tutti, che aiutate anche tutti quanti. A me basta camminare bene adesso e poter fare le cose come le persone. Ogni tanto tu ti scoraggi però Sì. e mi telefoni e piangi e mi Sì. dici Mirella non sto bene. Perché dici questo? Invece io ti vedo, dai Manuela, che ti vedo bene. Perché il cervello è stato colpito nella parte delle emozioni, a volte viene la depressione, quindi prendo le gocce. Mamma Antonietta, questa voi veramente, guardate, a questa mamma dovremmo dare a lei veramente una medaglia, perché non ha solo Emanuela, ha anche un altro figlio. Cos'è successo all'altro figlio? L'altro figlio è stato operato, che ha una stomia, e più sta operato ai polipi, che non si sa. Aspettiamo l'esito istologico per sapere cosa. Un altro è stato operato al braccio, a 15 punti, è pieno di dolori, e neanche l'anno si aspetta l'esame istologico. E ha un pacemaker e a novembre deve cambiare anche il pacemaker perché non funziona molto bene. Però tu, mamma Antonietta, hai una forza, una grinta. Per forza, delle volte lei mi dice mamma, e dico guarda Manuela, non che fa più. E delle volte dico avanti, mi parlo da sola e dico Antonietta vai avanti. Pensate. Questa è la verità sacrosanta. Questa mamma con tutti questi Sì. figli che non sa, deve correre da uno, dall'altro, però non Aspetta, demorde e qui è mai. da San Giuseppe. Cos'è qui? C'è una canaputea che anche io non si può neanche camminare neanche qui. Il sindrome di William. Sa che altro gioco che siamo stati a cena, tutte cose, caro albergo, sì. c'era lei con la figlia che si Io non l'ho vista, non l'ho vista. anche se anche qui. Sì che Perciò non ti manca niente, No, mamma Antonietta. Proprio abbiamo fatto il pieno? Di Abbiamo fatto il tutto, pieno, il di pieno. tutto. Cosa vuoi dire, Emanuela? Mio fratello in ospedale andava lei, veniva da me, andava da lui, andava di qua, andava di là. E ricordiamo che Emanuela ha anche due figlie, anche lei, che salutiamo, due bellissimi ragazzi, vero? Sì, che hanno gli esami di maturità serale e mio figlio è stato promosso. Bene. E io non posso, per quello abbiamo questi problemi, perché io non posso più guidare, non posso più andare in bicicletta, non posso più andare in autobus. E quindi c'è sempre lei, ma ci vuole qualcuno che Allora, che appello vuoi fare al tuo sindaco, Mario Conte? che gli assistenti domiciliari continuino a venire, perché sono l'unica risorsa che ho, perché non sono loro, non so come fare. L'accompagnatoria non me l'hanno data nonostante il deficit neuro. No, perché cammini? Però Male, ma cammini. Ma è un deficit come si dice, neurosensoriale, che non mi permette. Infatti io, la dottoressa ieri mi ha fatto fare una prova termonale, no. Se cammino sono instabile, non ho l'equilibrio come voi. Se tu mi spingi con un dito io cado, capisci? Quindi mi manca
ho bisogno di qualcuno che ti sostenga. Sì, fare carte, fare cose che non sono capace a fare, cioè, faccio casino, come si spiega? Non so spiegarmi, non riesco a capire. Ma abbiamo capito benissimo, tranquilla. Allora noi con queste immagini vi salutiamo, vi diciamo ancora grazie, vero Manuela? Io grazie a tutte, grazie a tutto il mondo e grazie alla Mirella che è una grande persona, è una bellissima, mi voglio tanto bene Mirella. Cara. Grazie, alla prossima puntata. Ciao, grazie. Grazie a tutti. Vi voglio bene a tutti, anche a tutti quanti, ciao, grazie. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo a Venezia e stiamo per incontrare una giovane donna che si rivolta a noi perché è in grave difficoltà. È una mamma con 2 bambini, un maschietto di 5 anni e una bambina di 5 mesi. Però ha un problema enorme, ha un problema che è da sola. Il suo compagno si è suicidato pochi giorni fa e lei ha bisogno di aiuto. Indipendentemente dalla sua storia, ci sono 2 bambini. Io ho preso contatto anche con l'assessore Venturini, sta cercando di capire come far per aiutarla. Incontriamola. Io ho spiegato un pochino come sei presa, nel senso che hai bisogno di aiuto. Sì. Hai 2 bambini, Sì. 5 anni e 5 mesi. Il tuo compagno pochi giorni fa si è suicidato. Sì. Tu hai chiesto aiuto. Io ho chiamato l'assessore Venturini, Sì. il quale sta cercando di capire come fare per aiutarti, perché indipendentemente dalla tua storia che te la sei scelta, questi 2 bambini non si sono scelti niente. No. Cosa vuoi dire? Cosa è successo nella tua vita, Francesca? Diciamo che è un disastro perché sono da sola, con queste creature è molto difficile andare avanti. Purtroppo abito anche su 40 metri quadri con le creature, è difficilissimo gestire il tutto. Ho il bambino che ha crisi, mi tocca portarlo da un psicologo e stare insomma dietro a tutto è molto difficile. E appunto vivo nella miseria perché non posso lavorare, non posso andare a lavorare avendo lei, e in più burocraticamente mi sono trovata ad avere tanti problemi, sono stata tanto bloccata, quindi non ho potuto chiedere proprio gli aiuti economici, mi ritrovo proprio in una situazione di disagio, di miseria. Non è che forse su questi bambini gravano i vostri problemi? Cioè, nel senso che tu hai detto questo piccolino, 5 anni, è già dallo psicologo perché ha veramente problemi. Non è che non è giusto, scusa se te lo dico, No, tranquilla. però mettere al mondo questi bambini con delle situazioni alle spalle che non sono molto chiare, Spiega un pochino. Allora, eravamo tanto innamorati, era 10 anni che eravamo insieme, avevo la mia macchina, avevo il mio affitto, avevo il mio lavoro. È successo che quando sono rimasta incinta lui ha preso brutte strade e io mi sono ritrovata in mezzo anche se non c'entravo niente. E poi tra l'altro lo Stato italiano non mi ha aiutato perché il mio titolare non mi pagava, io avanzo 30.000 euro e devo vedere, ho dovuto mettere in mezzo l'avvocato e tutto quanto. Quindi mi sono anche ritrovata in questa situazione. Involontariamente, esatto. Diciamo. Ma il problema di noi donne, che purtroppo involontariamente però poi casca questa casa in testa e non sai più perché che noi pesci abbiamo sentiamo più responsabili dei nostri bambini e così è. Noi siamo donne anche molto giovani. Sì. Allora stai piangendo perché guardando questa meravigliosa bambina che hai, è una cosa splendida, è di una bellezza unica, 2 occhi azzurri splendidi. Mandata da Dio. Tu hai detto, a un certo momento ho pensato anche che potevo abortire, sì. Però non me la sono sentita, cioè sono rimasta incinta e dentro di me sentivo che avrebbe portato tante cose belle e così è stato, siete qua
e vi ringrazio tantissimo. Forse se non ci fosse stata lei non saremmo qua a parlare, ecco. Vi ringrazio. Andiamo. È anche buono. Andiamo. Questo compagno non c'è? Non c'è. Tu ti ritrovi con questi due bimbi e purtroppo i problemi sono tanti, perché l'asilo, perché bollette, perché mangiare, perché vivere. Sì. Cos'è che chiedi tu principalmente? Una casa dove poter crescere i miei figli più serenamente, perché un affitto da 500 non riuscirei mai, anche lavorando 8 ore non riuscirei a pagarmelo. Perché tu mi hai detto che avessi trovato anche un lavoretto. Sì, qua alla Giudecca ci sono tante case dove c'è tanto turismo, insomma ci sono tante case da Perciò il problema tuo è la casa. Sì. Quello che io appunto ho detto all'assessore Venturini, ecco, di cercare di darti questa possibilità di avere una casa. Un'altra cosa che si deve sapere è che tu hai vinto questa causa col tuo datore di lavoro. Sono passati quanti anni? Ero incinta, quindi 4 anni e mezzo, 5. Quasi 5 anni e non hai visto un becco di un centesimo, perché tu hai detto che lui ha intestato tutto altro e lui risulta nullatenente, però tu hai vinto una causa. Ho vinto una causa di una bella somma, anche di 30.000 euro. Pensate. Sì, e io devo vedere ancora un centesimo, perché questo ha intestato tutto a terzi, questo ha ancora negozi intestati a terzi e ha dichiarato di non essere nullatenente. Questa è la mia situazione. Perché ti sei rivolta a noi? Perché? Perché, tra virgolette, è l'ultima spiaggia. Mi sono rivolta agli assistenti sociali, alle politiche della residenza, ma le risposte sono sempre quelle. Non ci sono case, non hai l'ISEE, devi fare questo, devi fare quello, e io mi sono sempre ritrovata con dei muri più grandi di me. Ecco. Allora, io spero tanto, perché la tua storia te la sei creata, come ho detto prima, ma questi bimbi non se la sono create, vanno assolutamente aiutati. Tu devi stare assolutamente con i tuoi bambini, perché io vedo sei anche una buona mamma, una brava mamma. Sì, questa bimba è tranquillissima, ecco, vuol dire che sente, perché i bambini sono delle spugne che assorbono tantissimo. Perciò, allora, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Non piangere, perché è un aiuto che ti diamo volentieri. Questo aiuto a te fa molto comodo, molto importante. Non piangere, tesoro. Grazie, ringrazio tutti, veramente. Ne ho davvero bisogno. Lo so che ne hai tanto bisogno. Per i bambini, bisogno. non per me. Questo assegno sarà monitorato dall'assessore, ecco, in maniera che così sappiamo bene anche di cosa hai bisogno, perché noi ci saremo, perché noi portiamo avanti i percorsi, sono percorsi anche difficili, ma insieme ce la faremo, vedrai, perché questi bambini hanno diritto, ma soprattutto tanto diritto di amore. E l'amore viene anche se c'è serenità. Certo. E devono avere la loro mamma vicina. Stabilità anche, stabilità. Ascolta, ma nella tua vita, adesso se dovessi rifare qualche passo indietro, cos'è che non rifaresti? Rifarei tutto. I miei bambini sono tutto, sono la mia gioia e la mia speranza per un futuro migliore, ecco. Mi hanno migliorato, mi sono migliorata anche grazie. Sei cresciuta? Sono cresciuta tanto, sì. E capisci l'importanza di essere mamma? Sì. Anche perché adesso devi essere mamma e anche papà. Sì. Doppio ruolo importante. Sì, lo so. E il tuo bimbo questo di 5 anni lo sta già capendo. Sì, lo so. Perciò io vi dico grazie a voi, riusciamo anche questa settimana a aiutare questa mamma, ma soprattutto questi due bambini, perché i bambini devono essere aiutati indipendentemente dalle storie dei loro genitori. Sono bambini che non hanno nessuna colpa, sono venuti al mondo e noi ci saremo. Ciao grande famiglia, grazie. Ciao Margherita. Ciao cara. Vieni qua. Cosa che sei Margherita?
Del tutto qua. Del tutto. No, così non devo andare. Puoi andare dentro? Sì, sì. Giuseppe, vieni a aiutarmi a scaricare roba per piacere che sei pesante. Ma no, non ti sei morto se te mi rispondi? Come faccio a essere morto se mi rispondi? Ciao Giuseppe. I morti non rispondono. No, i morti non risponde. Ciao Giuseppe. Ciao. Guarda che caro. condizione che è così vera. Ciao La Giuseppe. mia notte anche del giorno parlo sempre con morti anche con Dio. Ecco, bravo. Uno sporco, un degrado terribile, neanche da entrare. Ma guardate cosa trovo, guardate cosa trovo. Quanti anni hai tuo figlio? 48. Con problemi? Se problemi, nessuno ti aiuta. Mamma mia. Come faccio a farlo? Ormai è età mia. Cioè, ti hai detto di ciapparlo qua forza per forza, portarlo per dove? portarlo in psichiatria. Ma non più fai Ciao Giuseppe, ti ricordi, sì? Lo conosci questo qua? Certo. Lo dico non ti viene. Lanza sarà, porta! Perché sono Paolo Paolo. Siete che andare via, come faccio a implicare? No, per devo andare via. Per quello via che trovo. Va avanti. Scusa, è normale. Guarda che cosa me lavano e non si lava per niente più qua. Io c'è una vita che non si lava. Non devo più lavare, vedersi così. Vieni qua. Tanto guarda, sai che Nico a forza non voglio tappare che vuoi dico. Vedere cosa che si può fare. Dì che venga qua, eccolo. Io l'aspetto qua, dottore. Stava morendo suo marito. Dopo sono tornato a casa, non avevo più i soldi, non sono più tornati in Germania. Londra mi trattavano da cane, li italiani, li facevano. Allora io 3 giorni fa, quando sei venuta Margherita? Lunedì. Ti avevo detto che l'unica cosa da fare è il PSO. Ma adesso dov'è Giuseppe? Non siamo niente, non neanche a guardarlo, non riesco. Ciao grande famiglia di Rete Venta, guardate che splendido angioletto abbiamo qua, una bambina bellissima, 2 perle azzurre. Cosa c'è? Cosa vuoi dire? Ciao, ciao. Abbiamo questa mamma che non ce la fa con 2 bimbi piccoli, ce n'è un altro che per fortuna è all'asilo o a scuola, adesso sentiremo, e c'è questa mamma che ha chiesto ancora aiuto perché purtroppo lavorando qualche ora non riesce. Lei non ha il marito, purtroppo non c'è più. Allora, cosa vuoi dire Elena? Chiameremo Elena questa mamma. Cosa voglio dire? Intanto grazie Mirella dell'opportunità di essere qui un'altra volta per aiutare i miei bambini, perché sono sempre in difficoltà qua, non ne vado fuori Mirella.
Adesso sto aspettando che la inseriscano all'asilo per andare a lavorare, ma finché non ho un lavoro non riesco ad andare avanti. Anche questa mattina a Sveglia Veneti si parlava con il sindaco di San Michele al Tagliamento, il quale diceva ma non c'è tutta questa richiesta da parte di lavoratori di andare in questi posti a lavorare, a fare i camerieri. È vera questa storia secondo te? No. Cioè, io farei qualsiasi cosa, anche andare a fare le pulizie, anche i lavori più umili. Parlo per me però da mamma, ok? È difficile perché avendo 2 bambini non è che ho tutti gli orari del mondo e noi non siamo tanto agevolate su questo, ecco. Cosa voglio dire? Non so, sono senza parole. Voglio dire grazie anche perché adesso si avvicina il Natale e la tristezza si fa tanta perché non riesco a dare quello che vorrei dare ai miei figli, ecco. Allora guarda Elena, noi abbiamo pensato che era giusto, visto che anche si avvicina il Natale, poi arriverà anche Babbo Natale, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Io so, mi hai chiamato, eri disperata perché hai avuto un inconveniente anche col passeggino che si è rotto. Sì. Così. Sì, si è rotto. Con questo andrò a prenderlo subito. Perché ti serve assolutamente. Sì, sono senza passeggino, sono venuta qui così, con lei in braccio. E alla grande famiglia di Rete Veneta cosa vuoi dire? Un grazie, continuate ad aiutare la Mirella perché è un angelo terreno e secondo me fa del bene a tutti, a chi non so neanche le parole. A chi ha bisogno Grazie veramente. Grazie a voi. E grazie Elena, continua così che noi ci saremo. Un grazie soprattutto a voi. Sta arrivando il Natale, come vedete, le persone da aiutare, specialmente le mamme. Lunedì era la giornata mondiale, ecco, sui femminicidi. Ecco, pensate cosa stanno passando certe donne con 2 bambini. Lei non ha più il marito, si è suicidato e perciò deve gestire la situazione. Non è facile, credetemi. Se non ci foste voi, io non so qualche volta questa goccia di ossigeno quanto importante è per loro. Ciao. Ciao grande famiglia, siamo al Banco Solidale perché è venuta a trovarci Mamma Sole, la chiameremo così. Una mamma che ha molti problemi, 2 bambini, ci ha anche iscritto ed oggi è arrivata al Banco Solidale, cercheremo di aiutarla ed è qui vicino a noi. Allora, ti chiamo Mamma Sole perché sei un sole, perché 2 creature meravigliose come le tue non posso che chiamarti Mamma Sole, anche per una privacy, per rispetto dei tuoi bambini. Cosa è successo nella tua vita, Mamma Sole? Avevo un lavoro, ho perso questo lavoro e mi sono ritrovata in strada con il bambino, col primo bambino. Allora tu ti sei rivolta ai servizi sociali, hai cercato di far capire l'importanza. Certo. Prendila su. Ti chiamo, sai cosa ti chiamo? Luce, tu sei la luce, ha 2 occhi meravigliosi. Ecco, allora Mamma Sole e la bimba Luce. Allora. Ho preso subito contatto con il servizio sociale che però, come si sa, non è che aiutano granché, anzi danno molti più problemi di quelli che... Hai fatto fatica. Non ritrovo, come posso dire, l'aiuto che dovrebbero dare. La sicurezza, come posso spiegare? Non dico di risolvere i problemi alle persone, però magari indirizzarle anche, no? E invece ho sempre trovato da chiedere altrove, ecco. Come mai ti sei rivolta alla Rete Veneta, ai Veneti Schiacciati, alla Mirella? Ho guardato la trasmissione e dopo ho conosciuto un'altra persona che mi ha fatto conoscere la Mirella, per fortuna. E tu cosa speri dalla Mirella e da questa grande famiglia di Rete Veneta? Allora, Rete Veneta secondo me è la parola, come dici tu sempre Mirella, è la parola dei cittadini, quindi magari ho detto la Mirella può dire quello che io non posso dire, no? I servizi sociali non funzionano, esatto, dico esatto, lo vedo ogni mattina, quindi e non solo, un aiuto.
Ascolta mamma Sole, dicono che non è vero che non c'è lavoro, cameriere, inservienti, però che non avete voglia di lavorare. È vero questo? Non è vero. Non è vero, c'è una politica sbagliata anche lì, perché secondo me anche là è sbagliato, perché magari prendi, non ce l'ho con nessuno, non sono né razzista, né anzi sono al popolo aperto io, però c'è una politica sbagliata. Ho visto che quando ho nominato la parola lavoro ti stavi un po' commuovendo, perché? Perché ero brava nel mio lavoro, Mirella, ero brava. Io ho fatto la commessa, però ho vinto tanti, come posso dire, anche dentro il negozio l'ho fatto crescere e non sono più potuta andare a lavorare. Il lavoro mi viene da piangere perché appunto, come posso dire, mi piaceva il mio lavoro. Cosa vuol dire alzarsi al mattino e sapere di non riuscire a dare quello che aspetta ai tuoi figli? Specialmente anche il più grande che comincia a capire, a sentire che ha questi desideri, diciamo, che hanno tutti i bambini. Ecco, lui vuole giocare a calcio, però tu mi hai scritto io non ho la possibilità di farlo. Io spero che qualcuno mi senta e che ti dia una mano, che mi chiami per vedere di inserire questo bambino nello sport, che è un bambino che ha già sofferto tantissimo, è un bambino che è seguito anche da un psicologo, perciò cosa vuoi dire? Ecco, nominiamo il bambino e lei piange. Non è facile perché come ogni mamma vorresti dare tutto, il massimo di quello che si può dare, perché io sono anche per la politica di non dare troppo, cioè non dare quello che si può al bambino. Il giusto. Però quando vedi che non riesci a dare neanche quello che il bambino necessita, e dopo hanno poco da dirti, non so neanche cosa dire, guarda, la dignità. Pensa Mirella che anche la scuola, dove il bambino dovrebbe essere seguito e comunque dovrebbe essere un mondo dove entri e c'è tutto, non c'è niente. Dobbiamo portare biscotti, fazzoletti, carta igienica, pennarelli, colle, tutto. Pensa a te, io che non ho niente, quel poco che ho è grazie a qualcun altro, ok? Dobbiamo portare tutto, come mi posso sentire io? Tu sei stata anche sfortunata perché tuo marito è morto, non c'è più, perciò è morto anche molto giovane. Sì. E perciò tu ti ritrovi con queste due creature, però bisogna dare risposte a queste mamme. Allora noi te la diamo subito la risposta. E la risposta sai qual è? È questo assegno che la grande famiglia di Rete Veneta ti mette a disposizione. Eccolo qua. Grazie Mirella. Ecco. Perché piangi? Dovresti essere felice e sorridere. Sì, lo so. Lo so, però ho una dignità. Ho una dignità e non è facile per me di carattere accettare le cose, capito? Io vi ringrazio, non so neanche cosa dire. E cosa vuoi dire qui? Ma no, ma guarda che io ti ho detto, quando ti ho detto non aver problemi, che vedrai che l'aiuto io te lo porto, perché eri veramente disperata. Allora lo so, ma non è per me, è per i miei figli. È per i tuoi figli, però ecco, questo che stiamo facendo noi è dare questo ossigeno alle persone come te, che possono respirare, che questo bambino abbia almeno l'ABC, quello che chiede un bambino, specialmente lo sport. Diciamo troppi social e poi abbiamo i bambini che vogliono fare sport e non hanno la possibilità di farlo. C'è qualcosa che non funziona qua, perciò noi questa mattina adesso ti diamo questa possibilità con questo assegno che facciamo vedere, e tu con questo assegno, che è un assegno molto dignitoso, ti darà la possibilità di respirare e di continuare questa tua guerra per vincere questa battaglia, per vincere questa guerra, che è una guerra molto importante. Dai un grande saluto alla grande famiglia. Grazie Rete Veneta, grazie a tutti veramente. Non so come ringraziare tutti voi, spero un giorno di far parte del volontariato. Ecco, e con queste parole noi vi salutiamo. Abbiamo iniziato questa trasmissione quest'anno, avete visto, con questo caso. Quanti ce ne saranno? Però noi ci siamo. Grazie a voi, ciao. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo dalle parti di Venezia. Ci sono 4 minori, perciò non diremo la località. Entriamo.
Allora siamo con questa mamma con 3 bambine splendide. La mamma la chiameremo Aurora, chiameremo mamma Aurora. Allora cosa è successo mamma Aurora che hai chiamato la Mirella? Ha detto aiutami. Niente, abbiamo avuto lo sfratto. Scusa. Non piangere che ci sono le bimbe, no, non voglio che le bimbe no. Ti prego Aurora. Poi abbiamo trovato un altro appartamento e 20 giorni prima ci hanno avvisato che non potevamo più stare là. Perché? Perché dovevano arrivare i figli della proprietaria e non sapevano dove metterli, li mettevano là praticamente nell'appartamento dove eravamo, che tra l'altro era un mini alla fine. Aveva le 2 camere, ma la cameretta era nella cabina armadio. Era piccolino, per carità molto carino, però pagavamo 800 euro al mese, tutto compreso. Là siamo stati 2 mesi e niente, e poi mi sono trovata in strada. Cioè io il 6 di dicembre dovevo dare l'ultimo giorno. Ascolta Aurora, ma cosa è successo nella tua vita? Come mai ti sei trovata così? Niente, io mi sono separata nel 2015 e ci sono provvedimenti del giudice che parlano, che chiedono che il papà delle mie figlie dovrebbe darmi l'assegno di mantenimento. Però E questo non è. Avete sentito? Un'altra volta, un'altra storia, come avete sentito lunedì ai Veneti Schiacciati, queste mamme che non ricevono questo assegno di mantenimento con queste 3 creature, perché queste bambine sono di tuo ex marito. Sì. Allora, intanto ti calmi così e io vado a conoscere queste meraviglie. E mi dispiace tantissimo, ma anche se avete visto la mamma con 2 lacrime, non fa niente. Poi ecco, bravissima, questo sorriso. Allora, tu sei bellissima, hai questa maglietta rosa, quanti anni hai? 9. Vai a scuola? Sì. Ti piace andare a scuola? E cos'è che aspetti da Babbo Natale? Che regalo ti piacerebbe avere da Babbo Natale? E stare tutti insieme e che il nostro futuro andrebbe sempre meglio. Guardate che non è stato preparato niente. Avete sentito cosa ha detto questa bimba? E tu, amore bello, e tu cosa vuoi da Babbo Natale? Quanti anni hai? 6. 6 anni. E io so che mi devi dire anche una cosa. Cosa? Gli anni, il compleanno? Domenica 8, io ho già compiuti 7. Hai capito, ha compiuto domenica 8, hai fatto il giorno dell'Immacolata, della Madonna Immacolata, 7 anni. E cosa vuoi che Babbo Natale ti porti? Sentiamo, cosa chiedi a Babbo Natale che ti sta ascoltando? Vorrei che mi portasse i regali ai poveri. Ci penso sempre. Caro il mio bene, dai, di alla Mirella cosa vuoi. Dopo. Ma un regalino per te, qual è il regalino che vuoi? Quello che vorrei, una LOL. Una? LOL. Hai capito? Va bene, sentiremo se Babbo Natale ha a disposizione questa LOL e che porterà questa LOL il 18 al Banco Solidale, va bene? Vediamo. Ma poi ce n'è un altro di piccola. E questa bambina, questa sorellina, quanti anni ha? 1. 1 anno. E cosa vuoi dire alla sorellina tu? Quanto bene vuoi a questa sorellina? Tanto. Ma anche all'altra sorellina vuoi tanto Sì. bene, vero? Allora, fai l'appello, mamma. Cos'è che chiedi? io chiedo intanto, ne abbiamo provate in tutte le maniere, un aiuto, una dimora fissa, chiediamo, soprattutto perché sono stata costretta. Tu ti sei rivolta ai servizi sociali, al tuo sindaco? Sì. Basta, non voglio che tu mi dica altro. Allora io adesso chiedo a questi sindaci che dicono prima i nostri di trovarmi una soluzione per questa mamma con queste 3 bambine. Le avete sentite? Non ve le faccio vedere naturalmente perché è giusto così.
Però io chiedo veramente, visto che tutti gridano prima i nostri, assolutamente prima i nostri, che questi nostri adesso abbiano una risposta, visto che fino adesso non l'hanno avuta e sono dovuta intervenire io con Rete Veneta, che mi ha chiamato, e avete visto la situazione, è un degrado tale che queste bambine non possono assolutamente vivere in queste condizioni, non possono vivere, non c'è da difendere l'indifendibile da parte di qualcuno, non difendete l'indifendibile. Qui va aiutata questa mamma, indipendentemente dal suo percorso, dal suo vissuto, perché ci sono 3 minori. Vogliamo toglierle? Cosa volete fare? Mi date una risposta? Allora, questo è l'assegno l'Aurora della grande famiglia di Rete Veneta, che ti permetterà di respirare un attimino. Adesso io mi attiverò subito per capire cosa sta succedendo, visto che tutti dicono prima gli italiani, vi direi anche prima i veneti, visto che te si veneta doc, ma soprattutto, cioè, de ti non metteme un po' a fregare de manco, perché ti diria riboccate le maniche e vai, ma ci sono loro. Ecco, ci sono loro. Dappertutto. Allora, che appello vuoi fare? Fai l'ultimo appello. L'ultimo appello, aiutatemi, perché le mie figlie sperano di fare un albero di Natale con la mamma. Vogliamo stare tutte insieme. E alla grande famiglia di Rete Veneta che ti ha portato questo assegno. Grazie, grazie infinite, grazie. Adesso vedrò di tirarci su qualcosina, fare una spesa, prendergli anche qualcosina per loro. Grazie mille. Questo assegno serve anche a questo. Io non ho parole, quando entro in queste case, vedo questa situazione, mi vengono i brividi guardando queste bambine. È giusto, non è giusto? Cosa stiamo facendo? Cosa state facendo? Politica, cosa state facendo? Servizi sociali, cosa state facendo? Autorità, ma è possibile trovare 3 bambini in queste condizioni? Perché nessuno si pensa di dare un tetto. Qui non ci vogliono soldi, 3.000, 2.000, qui ci vuole un tetto. Qualcuno pagherà, pagheremo noi, ma date una casa a questa famiglia per cortesia, a queste bambine. Date una sistemazione a queste bambine. Un appartamento chiedono, anche piccolo, ma un appartamento per stare assieme. Cosa stiamo aspettando? È Natale? Vedremo. Siamo con Simonetta, che voi avete conosciuto. Naturalmente non la facciamo vedere neanche oggi, perché Simonetta è veramente disperata, deve curarsi. Ha avuto un problema enorme con la sua ditta, che non ce l'ha più, ha una bambina, non riesce più neanche a curarsi perché non ha più soldi, non ha più niente, e perciò noi abbiamo pensato di aiutare anche Simonetta, almeno di dare quella che possa riprendere un attimo a respirare. Naturalmente Simonetta sta piangendo, è una sorpresa perché non se l'aspettava, lei non pensava che arrivasse questo aiuto che invece è arrivato, e io sono molto contenta perché cercheremo di dare un po' di fiducia a questa donna che purtroppo ne ha passato di tutti i colori e forse non ha capito che ci sono gli avvoltoi in giro, questi pescecani che continuano a mangiare le aziende di brava gente e non ne viene più fuori. Volevo ringraziare la Mirella di cuore veramente, perché è una persona speciale. Non pensavo di trovare una persona come lei, perché ho provato dappertutto, i miei amici mi hanno tutti abbandonato, tutti. Ecco, e ringrazio tutte le persone che collaborano qui con Rete Veneta, ma amate Mirella perché è il sole in questa terra. C'è qualcosa che ti rimproveri che hai fatto e che non avresti dovuto fare? Ho fatto degli errori nell'azienda, secondo me. Sono stata troppo buona con delle persone, mi sono fidata di certe persone che pensavo fossero delle persone che mi aiutavano nell'azienda, ma che invece mi hanno solo abbandonato e fatto solo i propri interessi.
Ascolta, a quelle persone che anche in questo momento, poi te ne posso assicurare che ce ne sono tantissime, si trovano nella tua situazione, dopo quello che hai passato più, cosa vorresti dire? Io dico, guardate, anch'io ero tanto disperata, anche settimana scorsa mi trovavo disperata, ho visto delle situazioni peggiori anche delle mie, ma finché ho leggermente questa salute che mi tiene in piedi, dico va bene. Però guardate, non smettete mai di credere, perché prima o poi qualcosa viene fuori, come è capitato a me. Io è da 5 anni che navigo senza una lira in tasca. Oggi che giorno è? Lo possiamo segnare nel calendario. Cos'è? Il 16 ottobre 2019. Ho trovato un raggio di sole in questo meraviglioso giardino, quindi non disperate. Anch'io ho pensato tante volte al suicidio, cose così, però non è giusto. Ha una bambina piccola, 2 genitori anziani. Lo so, e il mio problema è sempre che magari mi prendono la bimba, perché ho anche un fallimento alle spalle, purtroppo personale. Perciò tu sai però che prima di prendere bambine ci vogliono delle prove, delle conseguenze anche drammatiche. Tu una casa ancora ce l'hai? Ce l'ho Adesso all'asta. ti abbiamo messo anche l'avvocato, vediamo cosa succederà anche con l'avvocato. Allora guarda, noi ti diamo l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Mamma, Ecco, mamma, questo è grazie. l'assegno per te. Mamma, grazie mille, mamma mia. Non so, non ho parole dalla vita che non vedo questi soldi qua. Avevo una ditta grossa anch'io. Mi ricordo che io, comunque Mirella, ti dico, ho aiutato anch'io tante persone, però non avevo aiutato mai perché tu non avevi bisogno, ma le altre persone veramente mi hanno abbandonato, mi hanno detto no Simonetta, io non posso darti niente, e sono le persone più ricche quelle, la grande famiglia di Rete Veneta. Però lo so, quindi io dico continuate ad aiutare Rete Veneta, perché ce ne sono tante persone che hanno bisogno non solo anche di soldi, ma anche di parlare dei loro problemi, di essere ascoltate. Con queste parole noi vi ringraziamo, vi ringrazio anch'io. Anche questa settimana, come vedete, abbiamo aiutato una persona, una famiglia, 2 genitori anziani che morirebbero di crepacuore se questa figlia andasse a finire male, e perciò noi cerchiamo di rimetterli in piedi. Dopo sta a loro, perché è giovane, ha forza, deve rimboccarsi le maniche e continuare come facciamo tutti noi. Lavorare, rimboccarsi le maniche, chiedere aiuto e non vergognarsi. Ciao, alla prossima settimana. Ciao grande famiglia, è giovedì, sono nel mio ufficio qui di Media Nord-Est e sto leggendo le lettere, e ne sto leggendo un'altra. Cara Mirella, mi permetto di darti del tu, visto che ci conosciamo già. Sono una delle prime iscritte al Banco Alimentare di Veneti schiacciati dalla crisi. Ti scrivo questa lettera perché spero che tu e la tua onlus possiate aiutarmi in qualche modo. Troverai allegato una copia del mio grido di aiuto, già chiesto alle istituzioni, sindaco, assessore alle politiche sociali, assistenti sociali e dirigenti del settore Casa di Treviso. Ho 39 anni e sono disoccupata da ormai 8 anni e più. Ho seri problemi di salute, compresa una malattia rara e degenerativa agli occhi. Campo, o meglio, sopravvivo attualmente con 250 euro di reddito di cittadinanza, da 4 mesi con un ISEE di 1.630 euro, frutto di saltuari lavoretti con anziani, disabili e malati. Attualmente sono senza energia elettrica e gas perché purtroppo non riesco più a far fronte alle innumerevoli bollette che arrivano in continuazione. Ho continui e forti attacchi di panico e sono depressa perché la situazione è ormai diventata insostenibile. Sono in cura con forti psicofarmaci, ma sembra non fare mai effetto. Troppi pensieri, troppi problemi, nessun aiuto concreto per aiutarmi in questo disagio sociale. Tramite consiglio del mio medico ho presentato recentemente anche domanda per l'invalidità e anche per quella della legge 68 per un collocamento iniziato nelle categorie protette.
Sai meglio di me che purtroppo i tempi saranno lunghi e nel frattempo vivo così, affranta e nello stesso tempo speranzosa nella comprensione e umanità di qualcuno. Nella vita ho sempre aiutato le persone e continuerò sempre a farlo. Non sono una donna che chiede, ho sempre cercato anche con poco di stringere i denti e andare avanti. Un'ora, purtroppo, ad ora il mio fisico non me lo permette più. Fa fatica, molta fatica, ma ora sono costretta a chiedere aiuto, non posso più continuare così. Mi affido a te, alla tua compassione verso il disagio sociale e mi aggrappo alla fiducia di un tuo contatto per un aiuto concreto, con stima. Allora, anche questa settimana un'altra donna, un'altra persona non giovane che non ce la fa più. Noi naturalmente prendiamo sempre i contatti con i servizi sociali, lei l'ha fatto, però in attesa cosa facciamo? Che questo aiuto arrivi. Dobbiamo cercare di sollevare queste persone, di non far perdere loro la fiducia, la dignità, ma soprattutto la concretezza di un qualcosa di reale, di vero, di toccare con mano subito, non domani, dopodomani, fra 15 giorni, un mese. Ora, adesso, il domani è domani. Andiamo a vedere, perché la signora che mi ha scritto questa lettera è qui da me. Si chiama Janique, sono diversi anni che viene al Banco Solidale, sempre si è comportata benissimo, cercava di farcela in tutte maniere finché purtroppo è arrivato questo momento e lei non ce la fa più. 39 anni, tu hai sempre lavorato, cosa è successo? Allora raccontiamo. Allora, io qualche anno fa avevo scoperto 2 comunissime ernie, come tante persone le hanno. Ho fatto delle terapie, delle fisioterapie, della ginnastica riabilitativa che mi ha fatto moltissimo bene i primi periodi. Sono stata seguita da un bravo fisiatra, i ciechi, che sono molto bravi e umani. Poi dopo un paio d'anni questa situazione non si aggiustava, no? E dico, sono giovane e devo cercare un modo per risolvere il problema. Ho fatto altre analisi, altre cose e nulla, hanno scoperto che praticamente l'ernia più grande quando si infiamma va proprio a battere sul nervo sciatico. Questo mi procura dei dolori fortissimi. Dopo di questo nell'insieme all'inizio di quest'anno ho scoperto di avere questa malattia rara, genetica e degenerativa alla cornea, si chiama keratocono. E chi ne soffre sa quanto è difficile convivere con questa malattia. Cosa comporta questa malattia? Allora, diciamo che di base comporta un astigmatismo forte, quindi vuol dire che tu da qua a un paio di metri vedi già le persone con delle ombre. Questa è una parte del discorso e della tua vita, però c'è la parte che tu non riesci più a lavorare. Io faccio fatica, chi mi conosce sa che io ho sempre aiutato le persone più deboli, anche quando non potevo ho fatto l'impossibile. Quello che io non capisco è come mai non me l'hai detto subito, perché mi hai scritto la lettera? Io di base sono una persona che nella vita ha sempre cercato di arrangiarsi da sola, ma non per farmi vedere forte, ok, perché sono stata allevata in questo modo, nel senso che la forza di volontà è la prima cosa importante che mi ha insegnato mia madre. Purtroppo arrivi a un certo punto che devi mettere l'orgoglio da parte. Io le prime volte, anche quando venivo in banco da te, io mi vergognavo. Lo so. Io mi vergognavo perché non sono una persona... Non avresti mai pensato di fare una fine? No. Non una fine nel senso, ma di non avere proprio più la possibilità di mantenere. No, perché poi non è facile, perché sono sempre stata dall'altra parte, quindi ho sempre aiutato gli altri. E trovarmi nella vita, dover essere io da questa parte adesso, non è facile. Adesso il problema è che prima se non ce la facevo, però comunque riuscivo a lavoricchiare, fare qualcosa, no? Qualche assistenza in ospedale, qualche aiuto in casa dagli anziani, lavarli, vestirli, fare qualcosa. Ma adesso io non riesco più a fare determinate attività lavorative e quindi non posso neanche più contare su me stessa.
Ma cosa ti hanno detto gli assistenti sociali? Qual è l'aiuto che arriverà? Adesso l'aiuto dovrebbe arrivare per qualche mese perché, come dicevi tu prima nella lettera, ho fatto domanda per l'invalidità civile e per entrare nelle categorie protette. Purtroppo i tempi saranno lunghissimi perché già mi hanno detto mettiti il cuore in pace, scusa, che almeno un anno prima che si fa tutta la pratica passerà. Io sono andata dalla mia assistente sociale che ha la stessa lettera che hai in mano tu, mi ha fatto un incontro, abbiamo parlato, anche lei è rimasta molto stupita. Mi ha detto guarda adesso facciamo una riunione, un comitato con i vari dirigenti e cerchiamo di venirti incontro con un mensile per un tot di periodo. In attesa che questi aiuti arriveranno, Janik, noi ti diamo un assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Cosa vuoi dire? Allora, innanzitutto volevo ringraziare te, Mirella, e l'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, questa grande famiglia che ha preso a cuore la mia situazione. Quindi vi ringrazio tutti quanti. E per il carattere che ho mi sentirò sempre in debito perché ho questo orgoglio innato dentro, quindi... No, noi non abbiamo debiti, sai. Con nessuno e neanche tu li devi avere. Noi dobbiamo solo cercare di rialzare le persone in difficoltà. Ripeto, grazie a questa grande famiglia ci riusciamo, ogni settimana diamo un po' di ossigeno, perciò tu non devi sentirti in debito, devi solo cercare di tirarti su. Io ti auguro veramente di ritornare in piedi come ti ho conosciuto, di ritornare a sperare nel futuro. Adesso con il reddito di cittadinanza dovrebbe arrivarti anche un lavoro adatto alle tue condizioni di salute e vedremo assieme di rimetterti in piedi perché naturalmente con i problemi che hai di salute hai bisogno di un lavoro qualcosa di adeguato al tuo stato di salute. Perciò io ringrazio voi soprattutto perché anche questa settimana siamo riusciti a rimettere in piedi, dando un po' di ossigeno a un'altra giovane donna, 39 anni. Pensate, iniziano i problemi, iniziano le malattie, però non deve mai iniziare di perdere la speranza, nessuno, mai nessuno deve perdere la speranza. Ciao. Grazie, ciao. Grazie a questa grande famiglia che mi ha aiutato, che mi aiuta per dare ossigeno a queste persone, a queste famiglie, a queste situazioni che avete visto. Buonanotte, a lunedì prossimo.